intanto ringrazio coloro che mi hanno invitato, perché hanno avuto coraggio a invitarmi. Non è, tanti hanno paura di invitarmi, e adesso capirete il motivo. E il problema, e poi la cosa bella è ascoltare gli altri. Sono contento di essere l'ultimo di questa mattina, proprio per mi interessava moltissimo, sono venuto qua volentieri proprio anche per i relatori che mi hanno preceduto, che continuano a comunque confermarmi quelle cose che sto vivendo ormai da quasi 5 anni per vari motivi che adesso vengo a spiegare. 18 aprile 2015 è stata forse la più grande tragedia del Mediterraneo. Centinaia di morti, pare che abbiamo superato anche 1000 morti, perché stanno ancora cercandoli nel fondale. E io quel giorno, era anni ormai che vedevamo certe situazioni, no? Ognuno deve fare i conti con la propria coscienza, ognuno deve fare i conti con la propria coscienza, e io devo fare i conti con la mia coscienza. La mia coscienza è prima di tutto cristiana, e non ho paura a dirlo, ma anche civile, perché io sono un docente di storia, filosofia e educazione civica di un liceo classico come quello del Canova a Treviso, e comunque c'è una dimensione civile, cioè civica. E io continuavo a vedere immagini, ormai da anni, queste immagini tragiche, e ti volti dall'altra parte, ti senti impotente. A un certo punto io e mia moglie, non dico che non guardavamo più, non accendavamo neanche più la televisione, però quel giorno quella notizia giunse anche a scuola, perché era una notizia veramente di una tragedia immane, e tornai a casa e la coscienza gridava: cosa possiamo fare noi? Nulla di particolare, però forse qualcosa sì, si può fare. E quindi tornai a casa e dissi a mia moglie tutto d'un fiato: facciamo qualcosa, e l'unica cosa che possiamo fare è aprire la porta della nostra casa. Allora, aprire la porta della nostra casa dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice, e invece è diventata una cosa eccezionale, ed è questa la tragedia, lasciatemelo dire. Nel senso che io non mi sento diverso dagli altri, ognuno di noi deve rispondere del proprio, non credo che altri facciano come abbiamo fatto noi, ma ognuno deve avere anche il coraggio di mettersi di fronte alle situazioni oggettive. Ed è iniziata un'esperienza incredibile. Se io vengo qua e vado in giro per l'Italia e l'Europa a raccontare questa esperienza, è perché è un'esperienza incredibile, bellissima. Ormai non possiamo più tornare indietro. La porta, quando si apre, non si chiude più. È un'esperienza incredibile che ha cambiato me, mia moglie, i miei 4 figli. Adesso noi siamo in 12, quindi capite bene che è una famiglia abbastanza numerosa. Per noi siamo diventati dei figli perché ormai sono 4 anni e mezzo che stiamo insieme. Abbiamo costruito un laboratorio, questo laboratorio è diventato un modello, questo modello io l'ho presentato a Montecitorio e al Parlamento europeo. Attualmente a luglio la Comunità Europea ha approvato il nostro progetto di provare a vedere se possiamo applicare questa accoglienza diffusa in tutta Europa, quindi avremo 3 anni di sperimentazione in Europa di questo progetto. Però vi dico la sincera verità: accogliere le persone non è un gesto
non deve essere un gesto eccezionale, perché il tema dell'accoglienza non è soltanto nei confronti dei profughi e dei migranti, è nei confronti di noi stessi. Il tema dell'accoglienza è un tema della vita, perché io prima di tutto ho accolto cosa? Ho accolto per esempio mia moglie, l'idea di sposare, ho accolto l'idea di avere dei figli e accolto quei figli per quello che erano e non per quello che io avrei voluto che fossero. Così loro hanno accolto me come genitore con tutti i suoi limiti. Il tema dell'accoglienza non si deve appiattire al tema dell'accoglienza dei profughi e dei migranti. Oggi, in questo momento, io non vivo più nella casa, in casa adesso vivono i ragazzi africani, ho lasciato la casa ai ragazzi africani e ai miei figli. Ormai sono grandi, sono tutti grandi, tutti autonomi, tutti lavorano, o se non lavorano studiano, e quindi si arrangiano. Noi siamo andati a vivere in una canonica con il parroco a Treviso, in centro a Treviso, quindi una cosa un po' nuova, so che non è facile, anzi credo che sia unica. Ma perché? Perché il tema dell'accoglienza io non lo vedo, ripeto, appiattito sui profughi. Noi stiamo accogliendo anche degli italiani attualmente in questa canonica. Quindi, alla domanda fatidica, portateli a casa tua, ci siamo portati a casa nostra, no? Alla domanda perché non accogli italiani, accogliamo anche italiani. Alla domanda che ho fatto miliardi, ho fatto talmente tanti miliardi accogliendo questi che a quanto mi risulta sono ancora, lo dico però sempre con dispiacere, l'unica famiglia in Italia con 6 profughi e l'unica famiglia in Europa con 6 profughi. Quindi se c'erano i miliardi immagino una fila di richieste, no? Quindi avrebbero fatto i salti mortali ad andare a prendere i profughi. Provate a pensarci, no? E invece nessuno. Mi ricorderò sempre quel giorno, il giorno dopo questa mia decisione quando sono andato in prefettura. Che c'era questa bravissima signora, ispettrice di prefettura, che mi guarda e fa... io, tra l'altro io poi ero andato con mia moglie fino a pochi minuti prima di partire per la prefettura, poi dico stai tranquilla, vedrai quante famiglie avranno già accolto, quanta gente, eravamo tutti preoccupati dall'idea e dice ci daranno tutte le indicazioni del caso, stai tranquilla eccetera eccetera. Arrivo là, non c'è nessuno e chiedo, chiaramente dico guardi vorrei, perché dovete sapere che nel 2015 i prefetti di tutto il Veneto, ma il prefetto di Treviso ha maggior ragione perché ebbene hanno lanciato un appello accorato a tutta la popolazione. Hanno detto cerchiamo persone che vogliono accogliere, non sappiamo più dove metterli. Perché? Lo sa benissimo l'avvocato. Non esiste una legislazione che permetta a una famiglia di accogliere direttamente, neanche persone. Quindi, allora cosa è successo? Io vado là, mi guarda e fa, professore, ma lei ha intenzione? Sì, ma guardi. E dico subito, vorremmo, mia moglie giustamente ascoltando le vicende tristissime, prima di cui parlava anche la Sara, tristissima, ma poi ha ripreso in mano anche E qual è il problema fondamentale? Che il punto debole di queste migrazioni sono le donne, le ragazze. Mia moglie, sentendo certe storie, ha detto Antonio vai là e dai la disponibilità per 2 o 3 di queste ragazze, anche se sono incinta, perché se partoriscono in una famiglia è una cosa, in un centro di accoglienza è un'altra. I centri di accoglienza di allora, non ne parliamo, anche di adesso, insomma. E quindi io sono andato là e ho dato questa disponibilità.
Però il problema qual è? È stato interessante. Quando io ho cominciato, loro mi hanno chiesto tutti i documenti del caso e a un certo punto io mi sono accorto che la persona davanti pensava che noi avessimo una seconda, terza, quarta casa dove mettere questi ragazzi o queste ragazze. Invece quando a un certo punto mi sono accorto che aveva capito questo, mi sono fermato e ho detto: guardi che vengono a casa nostra. Mi ha guardato e mi ha detto: ma lei è pazzo? Ho detto: no, guardi, io sono ancora sano di testa, non so, lo diventerò ovviamente con l'arteriosclerosi, no? Con la semente, con tutto quello che conviene e avviene quando si è un po' vecchi. Però questo mi ha guardato come se fossi veramente fuori. E io ho detto: ma scusi, ma perché questa espressione così tranchante? E mi guarda e mi fa: ma lei si rende conto di che cosa? Guardi che non c'è nessuna famiglia. Ma ho detto: vabbè, non ci sarà nessuna famiglia a Treviso. Allora lei si sorride e fa: no, guardi, non c'è nessuna famiglia a Treviso, in provincia di Treviso, nel Veneto, e molto probabilmente lei è il primo in Italia. Allora, là ho capito quel discorso che faceva, cioè come è difficile, no? Aprire la porta, è difficilissimo, c'è uno sforzo enorme. Però vedete, se noi siamo riusciti a fare quello che siamo riusciti a fare, non vedo per quale motivo un comune non possa farlo. Cioè se un cittadino, un semplice cittadino come il sottoscritto, non vedo come facciano i comuni a non poterlo fare. E quindi io non ho immaginato un modello partendo dalla famiglia, perché la famiglia è l'eccezione che conferma la regola, ma non può essere la regola. Non può essere la regola. La regola deve farlo lo Stato. L'accoglienza non è un fenomeno, attenzione a quello che sto per dire, che sono molto duro, ormai sono diventato durissimo su certe cose. Non è un fenomeno che possiamo affrontare con la carità. No, non abbiamo capito niente allora. Questo è un fenomeno storico che giustamente il professore vi ha paventato, vi ha messo davanti, ed è un fenomeno che durerà, non so, come minimo, soprattutto il fenomeno come questo attuale, perché il tema dei migranti è antico da sempre, ma così come si sta configurando adesso, di disperati in cerca di diritti, di pace, di democrazia, per me durerà almeno 30-40 anni per gli studi che ho fatto. Quindi cosa vuol dire? 30-40 anni se riusciamo a partire con delle azioni concordate tra, nel caso dell'Africa, nel caso mio è l'Africa, quello a cui mi interessa, e concordati tra Europa e l'Africa. Tenete presente che bisogna avere il coraggio di dirci, quindi per me io ho immaginato dei nuclei di 6 persone, cioè ho immaginato la mia esperienza in un comune, e quindi ho immaginato che per ogni comune di 5.000 abitanti ci fosse solo un nucleo di 6 persone e non di più. Per un comune di 10.000 abitanti 2 nuclei di 6 persone e non di più. Per un comune di 15.000 abitanti 3 nuclei di 6 persone e non di più. E avanti così in maniera esponenziale. Se voi pensate a una distribuzione di questo genere, tenete presente che io ho fatto l'assessore in un comune di 5.000 abitanti. Se un comune di 5.000 abitanti lo sa gestire 6 persone, è meglio che prendiamo le chiavi e li buttiamo nel fosso, scusatemi, e sì, che non mi vengano a tirare fuori altre scuse. E la cosa è che 6 persone non sono l'invasione, scusate, non è invasione, 6 persone, non è invasione. E il problema fondamentale è che se noi lo distribuiamo su tutti i comuni d'Italia, che sono 8.003, e su tutta l'Europa, attenzione a quello che sto dicendo, su tutta l'Europa, allora il problema, così come ce l'ha mostrato il professore, è veramente un problema relativo. La mia preoccupazione non è l'oggi,
La mia preoccupazione, secondo gli studi che sto facendo e secondo le testimonianze che sto avendo dall'Africa, sono fra 10-15 anni. I numeri saranno molto, ma molto di più se andremo avanti così. E questo è il problema. Allora, uno Stato serio come l'Italia, un'organizzazione seria come l'Unione Europea, deve assolutamente giocare d'anticipo. Una distribuzione di questo genere non avrebbe nessun tipo di peso se non una gestione attenta. Tenete presente che i miei ragazzi in questo momento, dal 2017, dal marzo del 2017, tutti lavorano. 3 di loro hanno a tempo indeterminato. Uno di loro ha lasciato anche la nostra casa perché il datore di lavoro gli ha dato un appartamento. È talmente bravo che non se lo vuol far scappare e gli ha dato l'appartamento. Tenete presente che tutti i miei ragazzi adesso sono in procinto di uscire fuori di casa perché ormai hanno realizzato tutto quello che c'era da realizzare e sentono giustamente la volontà dell'autonomia, che è fondamentale. E io sono felicissimo perché, tra l'altro, essendo loro, avendo loro la stessa età dei miei figli, anche i miei figli se ne vogliono andare, quindi praticamente tutti se ne vogliono andare via a casa. E tornano. Ed è una cosa naturalissima. Tutti noi vogliamo che... Ma io volevo chiedere, ci sono delle regole? Avete questo modello che lei ha pensato, magari ha sviluppato durante il periodo in cui avete accolto, no, i ragazzi? Assolutamente sì. Perché immagino che tutte cose fuori, non è? Solo che non c'è tanto tempo per spiegare queste cose, però faccio un accenno. Volevo però finire, mi scusi, dopo torno sull'organizzazione, volevo però finire questo aspetto storico. Allora, io sono stato invitato a presentare, dovete sapere che da noi sono venuti da tutto il mondo, è venuto anche Al Jazeera, sono venuti ragazzi anche da Danzica, per dire, a incontrare la nostra esperienza, da tutta l'Europa e il mondo. E la cosa bella è che appunto l'aspetto storico deve assolutamente emergere e farvi capire. Vengono da tutto il mondo e ci sono 2 film documentari sulla nostra esperienza. Uno di questi film si chiama Dove vanno le nuvole e l'hanno presentato a Montecitorio. Io quel giorno ho iniziato con 2 domande davanti al Montecitorio. Ho fatto queste 2 domande: si alzino per favore tutti coloro che vogliono veramente l'Africa libera politicamente, libera giuridicamente, libera economicamente, libera militarmente, libera socialmente. Non si è alzato nessuno. Poi ho continuato. Attenzione che queste 2 domande le ho fatte anche in Europa, non si è alzato mai nessuno. Una provocazione ho fatto la seconda domanda. Per favore si alzino tutti. Io sono d'accordissimo. Cacciamo via tutti gli africani dall'Europa. D'accordissimo. A una condizione. Via tutti gli europei, le multinazionali cinesi, le multinazionali americane dall'Africa. Si alzi chi è d'accordo. Nessuno si è alzato. E allora non prendiamoci in giro! Porca la miseria! Non prendiamoci in giro! E ora è finita a raccontare balle! Bisogna avere il coraggio di dire agli italiani che fino adesso ci hanno raccontato balle. Mi dispiace signori, sbagliano! Sfido chiunque a dirmi il contrario! Sfido chiunque a dirmi il contrario! Io sono andato da una signora Emma Bonino, ex ministro degli esteri, ex commissario europeo. Ho chiesto: cara Emma, mi dici per favore quanta Unione Europea c'è in Africa per poter gestire questa cosa? E mi guarda e fa: Antonio, so già dove vuoi arrivare. Però io ero curioso di sapere direttamente da chi, come faceva a non saperlo. Attenzione a quello che sto dicendo. Come faceva a non saperlo? Non me
la sono mai presa con coloro che la pensano diversamente da me. Me la sono sempre presa con chi ci governa, destra o sinistra non mi interessa nulla. Perché loro sanno, e la cosa peggiore è dire agli italiani le falsità, sapendo. Allora lei mi fa, Antonio, sì, esistono delle rappresentanze in Africa, delle forme ambasciatoriali dell'Unione Europea, ma contano cocco merenda, zero. E allora la guardo e dico, cosa vuol dire questo? Ma tirami le conseguenze. Niente, Antonio, che tutto passa ancora dalla ex colonie, come diceva il professore prima. Noi avremo l'Africa libera solo nel momento in cui non esisterà questa dipendenza coloniale. Voi capite bene che è un problema enorme, come diceva Hillary. Enorme. Bisogna partire adesso. E forse riusciremo qualcosa a 50 anni. Allora dire agli italiani aiutiamoli a casa loro. Guardate ragazzi, mi viene veramente da ridere o da piangere o da prendere veramente queste persone e faccio io un giretto in Africa per farti capire come funzionano le cose. Basta dire scemenze, basta prendere. Oh, signori, abbiamo una ragione. Sapere aude, diceva Kant nel 1784. Siamo nel... signor benedetto, usare la propria intelligenza, usare la propria ragione. Ma la sappiamo usare, sì o no? Agli italiani dobbiamo dire questo. Che ci vogliono 40-50 anni, partendo oggi, per fermare questo. E invece io, il modello che voglio presentare, voglio portare in Europa, in tutta Europa, è un modello che darebbe un senso a tutto ciò che sta accadendo. Perché qui a fianco abbiamo un professore, ci potrebbe raccontare com'è la situazione in Europa. Il tema della vecchiaia non è soltanto il tema della vecchiaia, è un tema anche gravissimo del calo demografico. Allora io mi rivolgo, visto che qua c'è una platea di anziani, e mi rivolgo e dico, scusi, però c'è una parte, sapete che per ogni nostra pensione, perché anch'io sono tra gli anziani, per ogni nostra pensione ci vogliono 2 persone che lavorano a tempo indeterminato e non con contratti spezzatino come adesso. Sapete che ci sono 16 milioni attualmente di pensionati, cioè di persone sopra i 65 anni in Italia, e fra 15 anni saranno 20 milioni. Quindi fate 2 conti. Dove sono? Adesso siamo già in deficit perché sono soltanto 23 milioni e 600 mila persone che lavorano a tempo indeterminato, lì dove dovrebbero essere almeno 32 milioni. Fra 15 anni, quando ci saranno 20 milioni di pensionati, ci dovrebbero essere 40 milioni, anche se dovessimo mettere incinta tutte le povere brave ragazze di oggi, noi avremo soltanto fra 25 anni le persone che potrebbero iniziare a lavorare. Ci prendiamo in giro, signori? Questo non vale solo per l'Italia, vale anche per l'intera Europa. Sono dati non del professor Calò, li potete prendere dove volete, se volete prenderli. Se non volete prenderli, fate quello che volete. Però non venitemi a raccontare. Chiudo. Sì, però dobbiamo stare nel quarto d'ora e siamo un po' fuori. Io mi tocca questo bruttissimo compito di moderare, però in effetti anche io devo andare al lavoro, ho tutto un giornale da fare. Chiudo dicendo una cosa, no, ha ragione. Chiudo dicendo una cosa, non abbiate paura. Affrontare a viso aperto le questioni nella loro complessità, sapendo che possiamo insieme fare molto. Grazie. Grazie.